I suggestivi panorami che si aprono sulla pianura padana e la magica vista delle Dolomiti fanno da cornice a Malga Mariec, a pochi chilometri da Valdobbiadene. Ristrutturata 4 anni fa dal consorzio Monte Cesen, la Malga fa parte di un progetto avviato in collaborazione con l'azienda agricola Ponte Vecchio della famiglia Curto, che da 2 anni gestisce la struttura. Trasformiamo tutto il latte che viene prodotto in azienda con formaggi tipici, da Molly a Monte Cesen, di diverse tipologie, con un impianto all'avanguardia per essere un impianto di montagna. Prima Malga in Veneto avere i requisiti per il bollino CE, impianto tutto in acciaio, una stalla a stabulazione libera con una sala di mungitura di cui il latte arriva direttamente al caseificio, questo per le norme igienico-sanitarie. Viene trasformato tutto il latte, come dicevo prima, in prodotti Monte Cesen, poi viene stagionato, abbiamo fatto le prove anche di stagionatura, ormai arriviamo a 2 anni di stagionatura con un bel successo. Un impegno che ha già portato grandi soddisfazioni, grazie agli ottimi risultati conseguiti alle Olimpiadi dei formaggi di montagna e al Caseus Veneti. E la qualità della Malga non si limita a questo. Malga Mariec offre dunque un servizio di ristorazione come agriturismo con una 60ina di posti a sedere, con un menù che va dall'antipasto al dolce, tutti i piatti tipici della zona, la zona di Valdobbiadene, e tutti i piatti che derivano dai nostri prodotti. Infatti del nostro allevamento di circa 200 capi di bovine da latte di razza bruna, vengono ricavati i formaggi, dai nostri 20 maiali i salumi, dalla nostra cantina i vini, e tutto ciò appunto potete trovarlo nella tavola del nostro agriturismo, con un antipasto dei nostri salumi, dei primi della nostra cucina, dei secondi dei nostri formaggi e delle nostre carni, nonché dai dolci fatti in casa, caserecci tipici proprio della cucina tradizionale. Oltre alla ristorazione, Malga Mariec offre la possibilità di pernottare nelle 5 confortevoli camere dell'agriturismo, proponendo inoltre escursioni a piedi e in bicicletta. Per gli appassionati di trekking a cavallo c'è anche la possibilità di far pernottare il proprio compagno di avventure.